Il robot è visto da sempre come una valida e rosea alternativa al lavoro, ma adesso, analizzando uno studio scientifico sui rischi di automazione delle occupazioni, lo scenario appare addirittura catastrofico. Si stima infatti che potrebbero essere circa 7 milioni gli italiani il cui posto di lavoro sarebbe a rischio nei prossimi anni, sostituiti dalle macchine come in un affascinante film di fantascienza che ora però diventa reale e fa paura. Il 33,2% dei lavoratori del nostro paese è a rischio sostituzione. Paese, il nostro, tra i più ad alto rischio di automazione, quindi una prospettiva che però non spaventa proprio tutti. Bene, mi risulta che grazie alla robotica, grazie all'estrema automazione e alla gestione efficiente dei processi di logistica si sono creati 700.000 nuovi posti di lavoro, che saranno lavori meno faticosi e meno, stressanti del fattorino che deve impacchettare in tempi record, ma che in qualche modo sono comunque essenziali all'efficacia del processo. I lavori manuali di un tempo ora saranno totalmente sostituiti dai robot, secondo lei? Quindi in definitiva noi dobbiamo pensare alla robotica e all'automazione come una tecnologia al servizio dell'uomo su due scenari: o in quei lavori ripetitivi oppure in quelle mansioni dove il robot può essere di aiuto, può essere una tecnologia di aiuto. E questo è vero in tutti i contesti, è vero nell'artigianato, è vero nella salute per quanto riguarda la robotica chirurgica, la robotica riabilitativa, è vero anche come robot di compagnia, cioè robot sociale. In Oriente, in Cina, in Giappone, noi abbiamo già il robot nelle case, cioè delle famiglie hanno un robot maggiordomo che fa una serie di faccende domestiche, cura una serie è tipo un robot, proprio un ciambellano della casa, chiamiamolo, no? Che fa una serie di mansioni, e questo è una cosa alla quale noi probabilmente abbiamo una certa riluttanza a abituarci, però i millennials, cioè i ragazzi che sono nati nel secolo in cui hanno iniziato a utilizzare questi strumenti soft touch e così via, sono già pronti a questo tipo di rivoluzione.